Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto da Marco Genduso, qui pronto per commentare la gara tra Futsal Emilia e Palermo Futsal Club, valevole per la sconfitta di ritorno di Coppa Sicilia, secondo turno, forse favorita da un risultato che ricordiamo di andata. Tanto la Fiora calcia, Renicella risponde e poi l'urlo da parte del portiere che torna anche a essere protagonista in questa squadra dopo qualche partita di troppo in panchina. La Fiora liberare Chinnici, nuovamente capitano nella Fiura. Poi dichiara, ma se calcia, dichiara! E buca la porta, esultanza ancora per Andrea Dichiara che continua il momento d'oro, l'abbraccio con i compagni anche in panchina e il risultato si è sbloccato 0-1. Chinnici, ma se calcia con il mancino, finta, buona giocata, Chinnici mette dentro per la Fiora, Rinicella in controtempo, che parata! Guglielmini qui prende anche il palo, prima la mano di Raccampo, poi il palo, ma grande occasione per gli Emiri qui con il tiro terrificante di Salvo Guglielmini. La palla dentro su John, intercetta, poi scivolata di Rappa sul pallone, Rappa ancora, Raccampo e poi forse Dichiara se la butta dentro ed è pareggio sul tiro di Rappa, 1-1 Emiri. Su Gian, Vivarelli si gira, Vivarelli va col destro, Rinicella quasi in spaccata ed è rimessa laterale. Ha fatto bene qui Vivarelli a calciare, perché anche se con il destro ha notato di poter essere pericoloso, intanto dentro Vallecchia, fuori Guglielmini, insomma si rimane con tanta tecnica in campo. Con Catania pronto a pressare molto alto, poi intercetta il pallone, palla verso Dichiara, Catania ancora per Alario e non sbaglia con il destro al primo pallone toccato. Danilo Alario come Remida fa 1-2 e da lì uno come lui può veramente, passatemi il termine, rompere la porta. Forse dal punto di vista giornalistico non è propriamente un termine corretto, però credo che nel gergo calcistico si possa utilizzare. Va Comito infatti e la tocca lì Diego Alario che salva un gol, si prende una pallonata in pieno ma salva il risultato. Ma che tiro di Comito, non passa Comito, apertura geniale per Guglielmini che buca Raccampo sotto le gambe, 2-2. Su John, Vitiello scivola, Vitiello può calciare Naccari, traversa e poi forse la tocca Raccampo, vediamo, dribbling rischiosissimo, infatti sbaglia Guglielmini, Raccampo, grande intervento del portiere numero 99. La Fiura apre verso Pisani, mancino, Rinicella respinge, poi si rialza il portiere, ancora la Fiura, Giordano Mura, il suo ex compagno nonché ex capitano. Cirafici sceglie il destro e Raccampo ancora si alza poi con rapidità, che parata, che portiere. Giotrex, Palermo calcio a 5, Cirafici, poi Pisani riconquista il pallone su Giordano, calcia! Antonio Pisani fa 2-3, esultanza. Passa Guglielmini, prova il ritorno verso Vallecchia, secondo palo, Raccampo! Cosa ha preso Raccampo? Miracoloso! La Fiura, Cerricella fuori dai pali, la Fiura! Vito la Fiura, l'abbraccio con tutti! Che gol ha fatto il capitano! Però lo possiamo dire, ne abbiamo commentati tanti di Vito la Fiura così. Non è più una notizia ormai. Vito la Fiura si trasforma come sempre in Don Vito. E poi fischietto in bocca e va bene così, finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club che approda al turno successivo di Coppa vincendo 11-1 all'andata e al ritorno 2-4 e dunque strappa il pass per il turno successivo.